Torniamo in diretta per questa seconda parte del Bosco dei Sogni. Nuovo incontro, però, con qualcuno che conosciamo già e anche molto bene perché parlo al plurale, venuti a trovarmi già diverse volte con mio sommo piacere. Sono Martina e Giordano. Ciao Max, Buona vibrazione a tutti, ciao. Grazie per l'ospitata, è sempre un grande piacere. Grazie, ben arrivati e ben ritrovati Martina Crepaldi e Giordano Sandalo. Io li chiamo sempre i musici dell'anima perché che meraviglia! ascoltarli vuol dire entrare Bellissimo. direttamente in comunicazione, prima di tutto con le loro anime e poi con la mia, con la nostra, perché Con la c'è una nostra. risonanza bellissima. È così Max, Ed è hai fatto reciproca. una prefazione straordinaria e molto musicale, vibra alto. Beh, ma guarda che Max ha nella sua voce, anche quando lo ascolti, Sì. prima ti ascoltavamo arrivando in macchina e si sente la tua musicalità. Sì, è E vero. vorrei farlo comprendere magari in modo più semplice anche a chi ci ascolta. Quando ascoltate una persona parlare, notate che ci sono delle modulazioni. Max ha questa bellezza che quando parla lui sta cantando. Ta 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 ta. E questo canto, questa melodia è una aggiunta all'informazione che già sta passando a livello mentale. Quella aggiunta è a livello di cuore, quello di cui parlavi tu prima. È la così. tua melodia, Max. Le sonorità dell'anima, anche in inglese traspare, quindi complimenti sì. Max. Anche il tuo ospite è molto molto interessante. Grazie di cuore. Te lo ha Giungi- detto una professionista lirica, te lo dico io da professionista della musica. Certo, Da insegnante, fonico da addirittura. fonico. insegnante oltretutto. Da insegnante, Ha fatto un sì. percorso di conservatorio non da poco, oltre ad aver sviluppato poi Certo. tutto l'insieme e tutto il resto. Avete entrambi così. tirato fuori una parolina che mi incuriosisce molto e di cui possiamo iniziare anche a parlare, nel senso che a volte magari confondiamo alzare la propria vibrazione con astrazione, astrarsi. Mhm. Forse non è proprio così, non è che alzando la vibrazione ci distraiamo dalla realtà, forse anzi la penetriamo ancora di più? Penso proprio di sì, Max, cogli nel segno in questo termine. Direi ancora più in maniera complementare integrazione. E no, non è una fuga dalla realtà, ma anzi è un integrare quella parte, quella dimensione che ora è più salvifica di altre, perché la dimensione cosiddetta spirituale o di interiorizzazione, se vogliamo diciamo dirla meglio e anche in termini più comprensibili, è la strada che ci conduce a quell'unità tanto agognata, un po' al ritorno alle origini, il ritorno all'autenticità che siamo chiamati a incarnare sempre più. Quindi un abbraccio tra umano e divino che porta in questo momento più che in altri tempi grandi benefici. Sì, tenendo presente oltretutto che parlando anche a livello di fonia, anche una frequenza molto bassa, che molto spesso, poverina, è tacciata di mancanza, Pesantezza. no? Di pesantezza, ma quella frequenza bassa comunque sviluppa una serie di armonici incredibili, quindi non è tanto la frequenza su cui bisogna basare la nostra attenzione, ma lo diciamo da tanto Martina ed io, è sui rapporti frequenziali specialmente. Ecco che l'astrazione può essere un salto di frequenza, ma che ha comunque un rapporto di sinergia e di risonanza soprattutto con altre note, che siano più basse o più alte non importa, quello che è importante è che la congiunzione di questi due suoni crei armonia, crei risonanza. Non so se mi sono spiegato Così. In realtà col tuo sentire abbiamo già iniziato un pochino a far vedere e a smontare alcune credenze, cioè vedete quanto a volte gli automatismi ci portano a escludere determinati aspetti, determinate cose, cioè a volte per sentito dire, insomma, una bassa frequenza e già la etichettiamo come un qualcosa negativo, di... no? Ecco, Sì. in realtà non è proprio così, ma è il No. senso anche dell'universo, dello stare al mondo. Nulla alla fine è negativo, se visto poi in un quadro generale in cui ogni cosa ha la sua anche più piccola sintonia e valenza.
Certo. È Spesso così. facciamo l'esempio con due note molto vicine, come può essere per esempio un do e un do diesis. Se le suoni assieme creano un suono che possiamo chiamare dissonante, no? Quasi sgradevole per un orecchio un po' abituato all'armonia. È chiaro che chi è che ha torto delle due? Qual è quella cattiva? Il do o il do diesis? Nessuna delle due, basta suonarle distanti una dall'altra, o a mettere al do metterci un bel mi, così, o un sol, così fa una quinta pitagorica perfetta, e al do diesis invece gli metti la sua quinta perfetta, e saranno tutte e due in rapporto perfetto tra le due, non più tra loro due insieme. Adesso fra un po' sentiremo anche la vibrazione vocale dei nostri Sì. Giordano e Martina, ma intanto introduciamo una piccola grande novità Sì. e la facciamo dalla mia esperienza questa volta, nel senso che ho una cara amica che si chiama Mia e che saluto, che nel suo percorso di naturopatia, quindi olistico, sta integrando anche con la diapason terapia. Sì. E sapendo quanto mi piacciono queste cose, mi ha chiesto: mi fai da cavia? Quindi fresco sabato scorso mi sono offerto Offerto. a questa bellissima cosa che è la diapason terapia. Sì. Ho scoperto che anche voi state approfondendo e divulgando questa, chiamiamola tecnica e Sì. anche arte, che devo dire meravigliosa. Sì. Sì, è una cosa che usiamo da molto tempo. Poi, sai, noi essendo di matrice di conservatorio, il diapason lo abbiamo usato da quando eravamo piccoli, pensando all'inizio che servisse solo per intonare lo strumento, no? Il diapason penso che tutti lo conoscano, quella forcellina che serve al musicista per dare il cosiddetto la all'orchestra o per intonarsi fra musicisti, perché così si ha una proporzione tra le note uguali e non si stona. Questo per fare il sunto di cos'è un diapason in musica. La cosa interessante invece è che nel tempo abbiamo scoperto che questi diapason hanno una storia incredibile a livello medico. Tant'è, Max, che quando noi abbiamo iniziato a usare i diapason molto tempo fa a livello terapeutico, sai, il destino, la meraviglia della magincidenza, come dice Martina, ci ha portato in un mercatino dell'antiquariato dove troviamo una cassa con dentro tutto materiale medico dell'Ottocento. E Giordano era una borsa medica, Una addirittura borsa, di sì, quella una borsa, un soffietto, borsone, sì, sì. con dentro una cassettina con degli strumenti. E tra i vari strumenti, pensa che c'era anche un primo elettrocardiogramma con una specie di pila di volta all'interno per farlo funzionare. Arcaico. Bellissimo, bello, Primi tutto in legno 900 massello. E apro una di queste scatoline magiche e vedo una serie meravigliosa di diapason osteofonici. Osteofonico il termine stesso, no? La fonia sulle ossa. Sì. E dico, ma allora questa cosa non l'abbiamo inventata ieri, noi la usavamo perché abbiamo scoperto, tra le tante cose, che il diapason è uno stimolatore dell'ossido nitrico, che praticamente è uno degli elementi che ci alza il sistema immunitario, tra le tante cose che fa la diapason terapia. Ma è stato bellissimo vedere che alla fine dell'Ottocento questo medico aveva la sua scatolina dei diapason, ma non è finita, perché tu sai che noi usiamo l'accordatura a 432 Hz, Sì. e quindi i do sono quelli pitagorici a 256 Hz. Beh, la cosa pazzesca è stata che tutti questi diapason erano tutti do, dai 32 ai 64, ai 128, 256, 512, tutti do accordati con il La 432 Hz. Sì, anche forse un 1024 c'era, Sì, c'è anche, l'ultimo di volendo esagerare, Sì. c'era anche il 4096 chiamato il Crystal Tuner, cioè l'accordatore dei cristalli. Bellissimo, un suono fino, meraviglioso. E quindi la diapason terapia la usiamo per tutto. Cioè, cos'ha di bello questa terapia? Che la puoi utilizzare per qualsiasi cosa. Possiamo addirittura utilizzare questa tecnica associata a tante altre tecniche olistiche. Infatti. Per esempio, un bravo agopuntore può utilizzare il diapason al posto del l'ago. Ho visto molti medici e amici che addirittura inseriscono l'ago, dopodiché battono col diapason sul l'ago
perché oltre a stimolare il Qi, l'energia vitale del meridiano, vanno ad aggiungere la vibrazione del diapason. Fantastico. È particolare. O la riflessologia plantare, per esempio, i punti della riflessologia Sì, trattati col ma diapason. anche la stessa pranoterapia. La stessa Sì, pranoterapia, certo. Qualsiasi forma di digitopressione o qualsiasi arte terapeutica olistica legata appunto al trasferimento di energia. E se Assolutamente. dovessimo spiegarlo a grandi linee, in cosa consiste la diapason terapia? Consiste nel fatto di utilizzare dei diapason con delle frequenze ben precise, ben determinate, che vanno appoggiati sul corpo della persona in punti precisi rispetto alla tecnica che stai usando. Per esempio, un trigger point, che qualsiasi fisioterapista sa cos'è, un punto di dolore ben preciso, che va trattato con delle tecniche fisioterapiche molto dolorose spesso sono anche risolutive, con la ma molto con la fibromiolisi. fibromiolisi, Sì. no? Ecco, queste tecniche, e noi le abbiamo utilizzate assieme ai fisioterapisti, portano un rilassamento del tono muscolare al punto che quando il fisioterapista va a fare lo scatto del trigger point, che è dolorosissimo, la persona non sente male dopo che io l'ho trattato, o Martina l'ha trattata col diapason. Sblocchi della respirazione diaframmatica, per esempio, fatti prima con i diapason e poi il fisioterapista interviene. Ma si può lavorare con l'osteopata, si può lavorare Certo. con qualsiasi personaggio con cui le tecniche vanno perfettamente. integrano. Nel mio caso specifico è stato un lavoro, nel senso un'armonizzazione dei chakra, quindi ogni diapason aveva la sua specifica frequenza dei Ecco, chakra. in quel Esatto. caso, Max, non vai ad utilizzare l'osteofonico, ma utilizzi il diapason normale, chiaramente a determinate frequenze, ma il diapason, come tu avrai potuto sperimentare, non occorre neanche appoggiarlo fisicamente al corpo. Infatti. Nella pulizia dei chakra, perché Infatti. lavori sul corpo sottile, 1, 2, 3, Se sul no, corpo astrale, corpo... c'è un appoggio su cui mettere il diapason sulla pelle, ma non Esatto. direttamente in questo senso qui. Mhm. Sì. Sì. Per esempio per l'armonizzazione dei chakra in effetti funziona così. Per altri tipi di tecniche di cura, di arti di cura, in alcuni casi va appoggiato. Per esempio nelle pratiche che fomentano la diminuzione dell'infiammazione, quindi Sì. antidolorifiche, viene utilizzato proprio su punti specifici. Per esempio citava Giordano i trigger point, potrebbero essere anche Gli steel point per gli steel l'osteopata. point per l'osteopata. Anche il cranio sacrale. Il cranio Il cranio sacrale, sacrale guarda, è c'è un fantastico. massaggio del cranio, Sì, in sì. particolare disegnando le suture craniche. Certo. Con il diapason le disegni. Ma potrei dirti per esempio di altre tecniche interessanti, tipo un massaggio linfodrenante fatto con i diapason. È una Sì. meraviglia. È una meraviglia, no? Sì. Seguendo proprio lo strato superficiale della pelle laddove sono disegnati i canali I canali linfatici. linfatici. Attraverso il suono, attraverso diapason, tra l'altro specifici, adesso ci arriviamo, si riescono a muovere grandi quantità di energia e anche nel sistema, per esempio, linfatico. Quindi va ad agire su tutti i tipi di disequilibrio laddove possa intervenire il suono. Tra l'altro, Max, puoi immaginare con effetti collaterali a zero, quindi senza possibilità di danneggiare o di portare a risultati non positivi. Nel caso dell'aumento dell'ossido nitrico, per esempio, non stiamo proponendo di inserire dall'esterno un integratore, no? Ma stiamo dicendo attraverso il diapason di attivare il secernere di questo elemento all'interno del corpo. E come diceva Martina, con proprietà antalgiche meravigliose e direi anche quasi immediate, per cui la persona trattata sente quasi immediatamente il sollievo nel caso di un'antalgia, nel caso di un dolore, per esempio. Ok, siamo in prossimità della pubblicità. Ce la facciamo a fare un po' di vibrazione sonora, canora, anche per acquietare un po' le onde sonore Sì. discordanti che si avvertono ultimamente in Sì, giro. assolutamente sì. Improvvisazione, sì, ci colleghiamo un po' al Una campo pentatonica morfogenetico. normale. Sì. Certo. Va bene. Avete perfetto. campo libero. Campo libero. Benissimo, Allora facciamo ottimo. una cosa che non so cosa sia. Quindi chiudiamo gli occhi e vediamo cosa viene fuori. Ottimo. Leggiamo un po' il campo che ci arriva in termini di percezione
e cominciamo chiudendo gli occhi. Chi è alla guida ovviamente li tenga ben aperti e percepisca semplicemente il suono che giunge da queste connessioni tra persone, tra esseri umani. E iniziamo con un bell'om. E vi leggo anche appunto alcuni messaggi sono arrivati durante Sì. Volentieri. il dialogo con Sergio Bambarai, ma sapete che la puntata è comunque un'unica condensazione Certo. di un insieme, quindi non è che perché lui non c'è più c'è ancora e viceversa, eravate già presenti Sì. anche senza Assolutamente. esserlo. Ma anche perché ci sentiamo molto in armonia con Esatto, Sergio, quindi sì, sì. sì. va benissimo. Ok, ad esempio il 972 dal grembo al termine. Stare a questo mondo non è facile, puoi scegliere se sopravvivere in una buia caverna o in una casa di luce. Magari una casa trasparente e lucente che è aperta alla gente come la nostra vera natura di un'anima nata libera, sincera e senza paura. Ti sembrerò un incosciente, ma se non lo faccio ora, dimmi quando posso essere vivo veramente. Grazie Max, da Roby Lalpin. Bellissima, sì, da Fantastico. pelle d'oca, molto bella. Dimmi quando posso essere vivo davvero, bellissima. Beh, la natura, Sì, secondo Martina, secondo me, sarà ed è per noi già adesso un contatto materno incredibile. Dico sarà perché vedo un movimento anche verso molte persone che da noi si recano e che sentono il bisogno di di ritornare alla natura. Sì. Ha detto una cosa bellissima prima Sergio, io se mi danno per matto quando parlo con gli alberi, con gli animali, io mi sento bene, mi sento nel posto giusto, perché è proprio grazie a certi pazzi che il mondo a volte cambia, perché se no se restiamo normali all'interno del recinto costruito non Sì. penso ci siano molto cambiamenti. Purtroppo a volte si confonde la normalità con l'essere allineati a. Mhm. Rientri in questo recinto e quindi sei normale. Sì. Quando in realtà, come si parlava prima anche di un discorso terapeutico, ogni entità, ogni essere è un universo a sé, che poi parla la lingua universale, certo, nel Certo. momento in cui ha la sua natura come connessione, come contatto, come predisposizione alla vita. Certo. Beh, sai, non so tu Max, ma io non mi sento normale da bambino, quindi Suoni una porta aperta. Certo. La domanda che spesso arriva quando si parla un po' di olistica, di vibrazione e tutto il resto, che si riconnette un po' al cliché dell'astrarsi, è questa, e si vede che se arriva in ondate, ogni volta con una forma diversa, ma il nucleo è questo, si vede che un po' tutti ci stiamo ancora lavorando, e cioè sì, ma noi viviamo in una realtà duale in cui comunque, al di là di tutta questa conoscenza e consapevolezza, mi sta scrivendo il nostro gentile ascoltatore, c'è una presenza fondamentale, qual è il denaro, e senza di essa non si vive. Guarda, nella mia visione, Max, noi abbiamo scelto come esseri in questo momento incarnati, quindi che hanno un abito fatto di carne, di ossa, di muscoli, di tendini, di articolazioni. Abbiamo scelto di scendere, mi piace dirlo così, in una realtà che si manifesta nel duale, dove ci sono del materiale di scambio, quale può essere l'energia del denaro. Io vedo tutto sotto termini, sotto diciamo così, energetici. termini di energia. Anche il denaro è un'energia, ed è un'energia che in questo momento, in questo tempo, in questo spazio è un'energia di scambio. Io acquisto qualche cosa
in certi paesi, poi in altri esiste ancora il baratto, che noi siamo un po' limitati ad osservare la Certo. nostra realtà italiana, però qui, se siamo qui adesso, c'è un motivo preciso, non è per nulla a caso, tutto è nell'ordine delle cose, per cui la domanda che eventualmente ci si potrebbe porre è: come mai non riesco a riappacificarmi con l'energia del denaro eventualmente? E quindi da lì poi scoprire che dietro questa impossibilità che ho nell'utilizzo di un'energia, come tante altre, come può essere un'altra forma di energia o di scambio, come non riesco ad integrare questa energia nella mia realtà duale che ho scelto, firmando un patto, di esperire. Quindi nella visione duale, quindi in ciò che vedono questi occhi che appartengono a questa testa, a questo volto, a questa faccia, non posso che vedere separazione, non posso che vedere l'illusorietà delle forme, anzi la limitatezza più che altro delle forme. Se iniziassi ad osservare con un occhio diverso, con l'unico occhio che può riempire il corpo di luce, e chiamiamolo con un occhio anche più consapevole in fondo, che integra anche la dimensione dello spirito, ecco che allora riesco ad unire tutto e a non separare e a non vedere il denaro come un'energia dissonante, ma un'energia integrata che in questo momento è presente nel qui ed ora, e chissà fra 10 anni che cosa sarà di questa energia, chissà che cosa ne sarà tra 20 anni, chissà cosa ne è stato nel tempo in cui non c'era il denaro sonante, ma c'era come merce di scambio il sale, o c'erano altri valori. Ed è comunque un'energia, come diceva Martina. E poi, se posso anche dare un consiglio riguardo a questo argomento, molto spesso quando mi viene chiesto: ma sai, per te è facile perché sai qual è la tua missione, ma io non lo so qual è la mia missione, mi dico: come faccio? E allora io spesso dico: guarda, la tua missione è quello che faresti anche se non ti pagassero. A volte è così semplice questa risposta che ti fa un po' cadere quelle resistenze, no? Allora le persone cominciano a dire: sì, ma io farei questo, e cominciano a pensare a tante cose. Perché Martina ed io, tutto quello che facciamo da tanti anni, ti posso assicurare, penso che tu lo sappia, non lo facciamo per soldi. Non lo facciamo per soldi. Perché potrei guadagnare tanti soldi facendo determinate cose, perché con le capacità che abbiamo a livello musicale potevo mantenere i miei 2 lavori, stipendi e varie cose. Perché adesso dico non lo faccio più per soldi? E tu mi dirai: sì, ma li guadagnerai sti soldi. Sì, ma è una conseguenza. Quindi nel momento in cui tu ti poni al servizio facendo qualcosa che rispecchia i tuoi talenti e la tua missione, i soldi saranno una conseguenza, perché non mi verrà un euro in più di quello che mi serve. Se dovrò comprare una chitarra nuova perché sarò al servizio con quella chitarra per i miei fratelli e per me, chiaramente, arriveranno i soldi per comprare la chitarra. È una cosa che la capisci nel momento in cui la fai. Finché non ci credi, sei nella paura di non avere i soldi, e quindi farai dei lavori per avere i soldi e sarai fregato finché non cambierai quel paradigma. C'è molto da dire, ricollegandoci a quello che ha detto anche Martina. Interessante, perché appunto quello che ci circonda sono tutti strumenti, e prevalentemente strumenti di crescita, anche se a volte li interpretiamo come negativi. Quindi anche il denaro in questo senso ha un'accezione di strumento, siamo noi che lo sovraccarichiamo di quello che portiamo dentro di noi, nel nostro sentire o nel nostro percorso. Sì. Quindi è interessante anche un po' intanto capire che cosa stiamo comunicando, o questo strumento ci aiuta a vedere di noi stessi, ma anche svincolarsi da questo in un'ottica in cui l'universo è già un equilibrio perfetto di dare e di ricevere. E quella parola famosa che mi aveva detto tempo fa Martina: quando tu sei nell'entusiasmo, Entheos. sei già nel tutto e ti ritorna. Sì, è così. Soprattutto, Max, per il fatto che, come hai appena detto, il denaro è strumento di conoscenza, anche perché attraverso l'esperire del denaro in abbondanza o in carenza noi acquisiamo nuove competenze, nuove conoscenze, nuove opportunità, e il fatto di vederlo negativo ha una sua accezione tutto sommato anche logica. Il denaro dà la possibilità di entrare
nella dimensione dell'avere e uscendo da quella un po' dell'essere. E corre il rischio di separare più di altri strumenti, perché se io ho di più di te nel confronto rischio appunto la discriminazione, no? Rischio appunto di separare sentendomi di più in quanto ho di più grazie all'energia del denaro, quindi rischia di allontanare dall'essere nel momento, e quindi farci entrare nell'avere nel momento in cui però diventiamo dipendenti da questo strumento. Esatto. La parola magica che hai detto prima è svincolarsi un po' dalle dipendenze. Lo stesso vale per le dipendenze affettive, per le dipendenze emotive, per le dipendenze da strumenti della materia, quali possono essere il cibo, il denaro, il gioco, Esatto. la sessualità. Quindi tutto questo, quando non è nell'armonia dinamica del vissuto, rischia di diventare depotenziante e non potenziante, quando esce dai parametri di quell'equilibrio innato di cui noi siamo figli e facciamo parte. È così. Quello che potremmo e possiamo condividere è anche che, tornando alla diapason terapia, Sì. è che anche questi sono strumenti di dialogo con noi stessi, di riequilibrio, ma non stampelle a cui appoggiarci, nel senso che se poi noi nel tempo manteniamo un dato atteggiamento nei confronti principalmente della vita o di un problema, ha voglia, cioè sì, fai la diapason terapia, ma poi ti ritroverai fra un paio di mesi, quello che è comunque nello stesso cerchio. Quindi il suggerimento è sempre quello, sì, vanno benissimo, va tutto bene, ma non c'è niente di più grande dell'autoguarigione che parte da un dialogo con noi stessi. Guarda, così. se il diapason è un coltello e tu hai una bella torta, se hai il coltello la tagli bene e fai delle belle fettine, ma se non hai il coltello non è che muori di fame, la mangi con le mani, quindi non è un problema, solo che il diapason è uno strumento, come Certo. tanti strumenti, ti può aiutare a fare meglio le cose, ma se sei senza puoi fare comunque lo stesso. Giordano ed io parliamo di autoguarigione sempre, Sempre. sempre, Anch'io, perché assolutamente. è quello il senso. È quello il senso, noi siamo creatori della nostra malattia o benattia, Max, e siamo anche i fautori della nostra guarigione sempre. Attraverso strumenti possiamo velocizzare, possiamo comprendere appunto in maniera più profonda, più veloce. Senza gli strumenti ci arriveremo comunque, magari in tempi un po' più, a volte un po' più rallentati, Arrancando un po'. un po' più arrancanti. Però ecco, è importante quello che hai detto, è sempre da stimolo per il potere di autoguarigione insito in ciascuno, e la malattia sappiamo che insorge quando una parte del tutto non vibra più in armonia all'unisono con le altre parti. Questa non è di Martina, è del dottor Bach, lo scopritore appunto dei fiori di Bach, che io amo molto, e questo dà un po' il senso a quello che possiamo fare. Appunto, a volte noi pensiamo, cioè nel labirinto che può anche essere diventata la nostra mente, soprattutto in questa società, pensiamo che servano grandissime cose, grandissimi percorsi, grandissimi strumenti, ma a volte, come riflesso di un nostro percorso, di un nostro autocomprendersi e amarsi, basta anche una parola giusta detta in un dato momento da qualcuno come «sai che ti capisco?» e tutto ti si scioglie, cioè tutto quello che portavi appresso come peso, già da una sola parola del sentirti compreso. Sì, è così. O quando incontri un amico che gli chiedi come va e poi aspetti di sentire come va. Sì. No? Senza Perché l'intercalare. come va? Sì, dai, ciao, andiamo a bere il caffè. E quella domanda che hai fatto non ha nessun senso, no? Se aspetti invece che lui ti risponda e lo ascolti, nell'ascolto c'è già un principio di guarigione. Pensa Max, dico l'ultima cosa interessante, perché io mi occupo di guarigione esoterica e l'amo molto, e uno degli assiomi dice così: quando la radianza positiva del guaritore, quindi non del guaritore, tutti noi siamo guaritori, supera anche di poco la radianza negativa, la guarigione avviene. Quindi con quella parola, io ti capisco, con una mano sulla spalla, un sorriso veritiero, autentico, spontaneo, innesca nell'altro quell'eros, io lo chiamo quel potere di armonia, di innamoramento nei confronti della vita, che fa sparire qualsiasi tipo di disagio, soprattutto emotivo. Poi la malattia, sappiamo, nasce sempre da un conflitto che sta alla base tra anima e personalità, quindi poi la malattia non ha motivo più di essere nel momento in cui slacciamo e risolviamo il conflitto. Benissimo.
Buonasera e complimenti per la bellissima e profonda trasmissione. Anche per me mi è sempre stato rimproverato dicendomi che ho i piedi per aria e non per terra quando esprimo che parlo con gli alberi abbracciandoli e con gli animali, ed insetti in particolar modo le farfalle che porto nel cuore. Siamo tutti uniti, esseri umani, animali e natura. Grazie, un abbraccio luminoso, Luciana. Grazie Luciana, Grande davvero Luciana. grazie, grande connessione, grazie mille. Ci salutiamo allora con un qualcosa di, come stavate facendo prima, di sentito sul momento. Sì, sì. E che magari faccia un po' anche da ponte verso una buona guarigione, una buona traslazione verso il nuovo che arriva, la nuova era che sta arrivando, Dai. Sì, che, Allora- che sia il più possibile però umana. umana, sì, Infatti sì. stavo pensando proprio E non umanoide, Esatto. a umana. un bordone maschile con una melodia femminile che danza su questo bordone, inventato adesso. Certo, Mm, cari estemporaneo. ascoltatori, noi ci salutiamo così con questo dono e saluto che ci fanno Martina Crepaldi e Giordano Sandalo. Noi ci sentiamo martedì della settimana prossima. Intanto grazie di cuore per essere stati qui con noi e aver condiviso la vostra presenza. Grazie a te Max, Grazie. sempre per l'ospitalità e la Grazie di generosità. cuore Martina Grazie a e tutti. Giordano. Buone siamo. vibrazioni A a tutti. tutti. Grazie. Grazie a te Max. Alla prossima ragazzi. Grazie.